presentarvi la band. Vi chiedo un grande applauso. È il primo anno con noi. Grazie per averci accompagnato. Sei la spina dorsale di questa band e noi ti vogliamo bene. Luca Foligno! Al basso, signori, vi chiedo un grande e generoso applauso all'ultimo grande custode del segreto del rock and roll. Signori, Massimo Canu! Tastiere, pianoforti, sintetizzatori, produzioni, arrangiamenti, tutto, o quasi. Che dici? Fate un immenso applauso a Marco Canetta! Chitarre acustiche, classiche, elettriche, semiacustiche, mandolini, ukulele, tutto, anche tu, fra uno e l'altro. Il quarto d'azienda da sempre, un grande uomo, un grande musicista, signori, Massimo Cossu! Un'altra leggenda, già pieni di leggende in questa terra straordinaria. Tu sei il mio preferito fra le leggende.
eri il nostro preferito, perché fra di noi, ma neanche Sylvester Stallone era così. Mio fratello, mio amico, un punto di riferimento, un sogno che si è realizzato. Signori, Gigi Cametta! Signori, un poeta, un visionario. Se le canzoni in lingua sono diventate nazional popolari è grazie a questo ragazzo qua, che è un amante della musica, della vita, della natura, del cielo, della terra e del mare. Signori, regalate tutto, ma tutto il vostro amore a Gino Marielli. Bisogna entrare in quel quarto per Lui si è preso una grande responsabilità, perché stare lì e sedere su questo trono non è mai stato facile per nessuno, e lui lo fa, credo, in modo magistrale, perché è The Voice, Nicola Nite!
Gai. Allora, Nicola ha presentato la band che sta sul palco, quello che si vede. Ciò che non si vede è importante quanto la band che sta sul palco. Inizio a presentarveli adesso perché alcuni sono in sala tra voi ed è grazie a loro se noi ogni sera possiamo salire sul nostro palco, sul nostro salottino e fare lo spettacolo come si deve. E proprio grazie anche a loro. Il nostro ingegnere del suono, il grande Alberto R. Avelucci, Gesuino Manni. Ci aspettiamo ancora un po', a mezzanotte il suo compleanno. Auguri Gesù. Quanti anni hai? I video sono manipolati da Max Tana. È nascosto sul palco e governa il suono del palco ed è Giacomo Fadda insieme al grande batterista Paolo Zanini, All'Ifetto di Ventino. Questo spettacolo è stato offerto dal comune di Bitti, ma l'amministrazione vi invita a fare un'offerta al comitato e al banco Teleton all'uscita. Grazie al sindaco, grazie al comune, ma come sempre il più grande grazie va a tutti voi. Dimenticavo il nostro Luca Parodi, che troverete all'uscita, ha tante cose da offrirvi.